A noi sta un compito molto gravoso, che è quello di dare comunque la possibilità e le opportunità alle future generazioni, siano i nostri figli o siano i figli del nostro vicino. Certo. Noi abbiamo l'obbligo di creare quelle condizioni che magari noi non abbiamo avuto o che stiamo perdendo perché qualcun altro ci ha creato le condizioni per fare un'ottima agricoltura. Oggi stiamo disperdendo le nostre energie, il nostro lavoro quotidiano e anche le nostre aziende. Quindi la cosa che io mi sento di dire, la cosa più importante, credo sia di partire dalla protezione di due grandi valori agricoli. Uno è l'acqua. Il secondo grande argomento è il suolo, la terra. Stiamo diventando un terreno di conquista. Sì. Sotto tanti punti di vista, il Polesine è visto come quel luogo dove fare investimenti perché là costa meno, perché là non ci sono particolari vincoli, o meglio si riesce a derogarli, perché là è un territorio dove probabilmente vi è la possibilità di potersi arricchire ad un minor costo. Sto parlando di pannelli fotovoltaici, sto parlando di cementificazione compulsiva che dovrebbe, insomma, sono maturi i tempi per capire che la rotta è quella inversa, cioè dobbiamo riqualificare quello che è l'esistente, dobbiamo smettere di costruire così a caso perché dobbiamo raggiungere chissà quale modello. In realtà noi il nostro modello rurale è quello che probabilmente diventerà la nostra opportunità, diventerà l'opportunità per i nostri figli. Non gli possiamo consegnare cattedrali di cemento ingiustificate. Nella prossima amministrazione regionale avremo sicuramente l'assessore all'agricoltura di Fratelli d'Italia. E diciamo, ricordando questa cosa, dico anche che oggi bisogna fare una valutazione anche dal punto di vista del voto utile, perché sapete che la provincia di Rovigo come Belluno, diciamo, politicamente è sottorappresentata rispetto agli altri territori. Noi ne abbiamo due, le altre ne hanno 7/9, ora non ricordo, dai 7 ai 9, non ricordo. 9, esatto. Avendone due, tra l'altro, noi ne eleggiamo uno che sarà in Fratelli d'Italia perché per eleggerne uno pieno ci vuole almeno il 26%. E Fratelli oggi in provincia di Rovigo è data al 28%. Mentre l'altro consigliere scatterà non sappiamo dove perché c'è il discorso perverso dei resti, quindi i resti degli altri partiti, delle altre province, delle percentuali regionali, verrà ripartito nelle province più piccole e quindi questo vuol dire che l'altro consigliere polesano se lo giocano la Lega, Forza Italia ma anche il PD, cioè non sappiamo dove scommettere la fiche. Allora, siccome già diciamo, paghiamo una sottorappresentanza politica dovuta alla legge regionale, già paghiamo lo scotto di essere una provincia che fa molta fatica a far squadra, fa molta fatica a fare squadra. Quello che mi sento di dire io oggi è questo. Cerchiamo di dimostrare maturità sapendo che oggi la condizione storica è questa e che possiamo avere un rappresentante in giunta di Fratelli d'Italia al di là dell'appartenenza politica, ma oggi è lì che scatta il consigliere, è lì che probabilmente si farà l'assessore. Questo anche perché il 90% della giunta regionale cambierà, perché sia gli assessori così come il presidente hanno fatto il doppio mandato, a parte l'assessore Calzavara che è un collega di Venezia. Quindi vuol dire che quelli che abbiamo visto fino adesso magari torneranno in consiglio regionale, glielo auguro, e gli ringraziamo per il lavoro fatto, però diciamo non avranno più la possibilità di ricoprire questo ruolo importante in giunta. E allora mi sento di dire questo, abbiamo condiviso battaglie importanti, tante ne dobbiamo fare, abbiamo visto che l'agricoltura, nonostante sia un settore trainante della nostra provincia, è continuamente un settore sotto attacco, ma sotto attacco sia da parte delle politiche europee, tra l'altro abbiamo visto che c'è stato quel tentativo di mettere la PAC nel fondo unico e quant'altro, ma sia dal punto di vista diciamo delle politiche anche regionali, perché noi dobbiamo ricordarci che dobbiamo permettere agli agricoltori di poter lavorare liberamente, non dobbiamo aggravargli il lavoro che già fanno. Esempio, quando si parla di Avepa, quando si parla di burocrazia, non è possibile ogni anno o ogni 6-7 mesi aggiungere un nuovo adempimento burocratico, perché altrimenti noi invece di supportare i nostri lavoratori, i nostri agricoltori, i nostri imprenditori, gli mettiamo i bastoni tra le ruote in un momento che è già difficile.
specie aliene, specie invasive, parassiti di ogni tipo, indennizi incerti, che ormai abbiamo visto che le calamità non sono più emergenziali, stanno diventando strutturali. Cambiamenti climatici non sono più un'eventualità, con molta probabilità accadono. E allora vogliamo continuare ad avere un approccio di gestione dell'emergenza o vogliamo avere una politica di programmazione che consenta all'imprenditore agricolo o al lavoratore di sapere che se succede di nuovo una certa cosa ha delle risposte certe, rapide ed efficaci? Secondo me è arrivato anche un po' il momento di fare una sorta di cabina di regia regionale dedicata alla gestione dell'emergenza, che non è più emergenza, per far sì che gli agricoltori abbiano le risposte veloci, rapide, sburocratizzate che necessitano in determinate condizioni. Io posso mettere a disposizione gli strumenti, posso mettere a disposizione la mia persona, il mio impegno, come lo farà Fabio sicuramente, visto che è anche un associato, però quello che mi sento di dire è questo: non abbiate timore che ci siano politici sbilanciati su un'associazione piuttosto che un'altra, perché abbiamo visto che quando la causa è buona non ci sono barriere, colori, appartenenze che tengano. Per cui siamo a vostra disposizione. Grazie.